io credo abbia ragione il collega Montanariello. Quando si parla di trasporto pubblico locale dentro quest'Aula c'è veramente poco da ridere. E quando parliamo di trasporto pubblico locale, chiedendo all'Aula una riflessione su come vogliamo costruire una proposta rivolta ai più giovani, agli studenti, alle famiglie in difficoltà per agevolare l'utilizzo del trasporto pubblico locale, credo ci sia ancora meno da ridere. Capisco che qualche consigliere di maggioranza, che come me ha un'indennità significativa, spendere 2, 3, 400 euro al mese per un abbonamento per i propri figli studenti gli faccia ridere. Ma vi assicuro, colleghi di maggioranza, che ridete mentre noi poniamo un tema di giustizia, di uguaglianza e di democrazia. Per chi non guadagna quello che guadagniamo noi c'è veramente poco da ridere. Potete non essere d'accordo, potete dire che non ci sono le risorse per fare questo intervento, ma siccome stiamo chiedendo attenzione rispetto a un tema che incrocia un bisogno delle famiglie, se hai qualcosa da dire per una volta ti alzi e lo dici, ma porti rispetto per chi il lavoro del consigliere prova a farlo in maniera diversa da come lo fai tu. Lasciamo, collega Centenaro, la richiamo per la prima volta. Detto questo, perché poi il rispetto tra colleghi è anche indicativo del rispetto che si ha dei problemi delle persone che, come giustamente diceva il relatore, si rivolgono a noi ma anche a voi. Il tema che noi poniamo con questo emendamento invece secondo noi è un tema cruciale sul quale intendiamo costruire una proposta importante da qua ai prossimi mesi. Il trasporto pubblico locale, al netto delle inefficienze, delle difficoltà, della quasi impossibilità per alcuni territori di accedervi in maniera ordinaria, pone una grande questione sul futuro della nostra regione. In termini di sostenibilità, perché il contrasto ai cambiamenti climatici si fa prima di tutto costruendo un sistema di mobilità pubblica che ci consenta per quanto possibile di lasciare le auto a casa. 2, pone una grande questione di giustizia sociale, perché il trasporto pubblico locale non adeguato e non accessibile a tutti costruisce cittadini di serie A e cittadini di serie B. Allora, con questa proposta noi, consapevoli dei limiti di bilancio, consapevoli delle difficoltà di organizzare un sistema di trasporto pubblico locale che sia coerente con i bisogni che oggi dobbiamo incrociare, proviamo a chiedere alla Regione del Veneto di concentrare i propri sforzi in una direzione specifica. La prima, contribuire al costo degli abbonamenti di una fascia di popolazione che per prima dovrebbe essere esente da fenomeni di diseguaglianza sociale, cioè gli studenti, perché poi già tra gli adulti la diseguaglianza è antipatica, ma le ragazze e i ragazzi dovrebbero essere messi tutti nelle condizioni di competere a pari opportunità. E molto spesso in questa regione, e non solo in questa regione, la possibilità economica di abbonarsi a un trasporto pubblico locale non è una possibilità che tutte le famiglie hanno. E siccome noi invece crediamo che la condizione di studente e studentessa, cioè di essere all'interno di un percorso di formazione e di istruzione, sia la carta migliore che noi ci possiamo giocare per scommettere sul futuro e sulla scuola pubblica, aggiungo io, come leva di emancipazione e di riscatto sociale, consentire anche a chi ha delle difficoltà economiche di potersi fare un abbonamento per un autobus, per un tram o per un treno regionale sia una cosa fondamentale. A noi ovviamente, come in altre regioni già fanno, piacerebbe che tutti i giovani studenti possano avere il trasporto pubblico gratuito, ma a fronte delle difficoltà di bilancio di cui con responsabilità, seppur dalle opposizioni, guardiamo i fatti, abbiamo pensato anche di come rimodulare questa nostra proposta politica programmatica tenendo conto di queste difficoltà e quindi diciamo un contributo, se non l'erogazione gratuita, per i soggetti che sono studenti con un limite di età fino ai 24 ai 18 anni e con dei limiti di ISEE, perché dobbiamo anche fare in modo che il contributo pubblico, perché le politiche pubbliche servono per redistribuire e fare politiche di uguaglianza, collega Favero, non può essere un contributo a pioggia per tutti gli abbonamenti del trasporto pubblico locale, ma soltanto per far partire dallo stesso livello chi dallo stesso livello non parte, quindi prevedendo anche delle modulazioni in base ai gruppi familiari con un ISEE più basso.
Guardate che è un tema che incrocia anche la grande questione del calo demografico, della natalità. Non so se a voi capita di avere figli all'università, se ne avete 2, 3 e dovete pagare 2 o 3, guardo la collega, e dovete pagare 2 o 3 abbonamenti per il trasporto pubblico locale, è una spesa che incide fortemente all'interno di un nucleo familiare. Mi piacerebbe chiedere a qualche consigliere di maggioranza se sa quanto costa, ad esempio, un abbonamento mensile ad un autobus o annuale per gli studenti, quelli che ridevano magari, chissà se sanno di quanti soldi stiamo parlando e di quanto incide sui bilanci delle famiglie. Quindi con questo emendamento noi chiediamo ovviamente di finanziare con 1 milione di euro questa sperimentazione per un diritto alla mobilità per il trasporto pubblico locale che sia più giusto e più equo.